È una persona conosciuta, io la vedevo in piazza con la sua bicicletta perché lei è amante proprio della bici, mi hanno detto delle colleghe che andava a scuola anche in bicicletta e quindi una persona con un sorriso meraviglioso, dolcissima, la incontravo in piazza e come faccio con tutti i cittadini la salutavo con grande affetto, simpatia. Quando ho sentito la notizia sono rimasta pietrificata. C'è tutto il dolore di una comunità nel ricordare Elisa Spadavecchia, l'insegnante in pensione travolta e uccisa sabato da una ruspa che faceva una manovra mentre era in spiaggia sulla riviera romagnola a Cervia per qualche giorno di vacanza con il marito e con una comitiva di amici. Amici e conoscenti che venerdì 30 si stringeranno alla famiglia per l'ultimo saluto alla donna. La procura di Ravenna, che indaga sul caso, non ha ritenuto necessario disporre l'autopsia sul corpo della 66enne, ex professoressa di inglese per tanti anni al liceo Quadri di Vicenza. Notizia della disgrazia che ha lasciato tutti senza parole, su cui proseguono le indagini per ricostruire le dinamiche e chiarire gli interrogativi. Perché l'autista del mezzo, indagato a piede libero per omicidio colposo, si trovasse lì e chi gli avesse affidato l'incarico per i lavori in quel tratto di spiaggia a Pinarella, se abbia proceduto di sua iniziativa o se avesse un mandato ad effettuare nuovi lavori ed accertare eventuali ulteriori responsabilità. La ruspa è stata sequestrata per disporre accertamenti. Intanto c'è sgomento in paese ad esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia della donna originaria di Molfetta e da tanti anni nel Vicentino. È l'amministrazione di Creazzo, dove viveva con la famiglia. Io sono molto vicina col cuore, diciamo come amministrazione, però porto il nome di tutta la cittadinanza di Creazzo che si stringe intorno alla famiglia con grande affetto e con grande stima.